Scalzi in marcia, uomini, donne, per denunciare il dramma dei migranti. A ritrovarsi domani alle 17 al Lido di Venezia, raccogliendo l'appello lanciato dalla mostra del cinema di intellettuali, registri e attori, centinaia di persone provenienti da tutto il Veneto. A far suo l'appello anche la CGIL, che per l'occasione ha organizzato una motonave, 400 posti, che partirà dal Tronchetto e traccherà Piazzale Santa Maria Elisabetta. La marcia parte e percorre tutto il Gran Viale, poi arriviamo alla mostra del cinema, che è il momento che noi diciamo di visibilità anche, ma c'è sempre questa tradizione a Venezia, alla mostra del cinema, no? Di cogliere come un momento, perché è un segnale culturale. Molti i nomi e i volti noti tra i firmatari dell'appello per la marcia delle donne e degli uomini scalzi, da Lucia Annunziata a Roberto Saviano, da Gad Lerner a Tony Servillo, solo per citarne alcuni. Un'iniziativa, quella lanciata a Venezia, che si allarga a macchia d'olio con simili manifestazioni a Verona e anche nel resto d'Europa. Pensiamo che questo sia proprio un segnale importante di civiltà, di maturità, e vogliamo rivolgere un appello a chi rappresenta il Veneto, no, in questi giorni, insomma, di governare un fenomeno che va al di là dell'emergenza. Una marcia per chiedere con forza alcuni necessari cambiamenti delle politiche migratorie, dalla certezza dei corridoi umanitari sicuri per vittime di guerra, catastrofi e dittature, all'accoglienza degna e rispettosa per tutti, alla chiusura e smantellamento di tutti i luoghi di concentrazione e detenzione dei migranti ed infine creare un sistema unico di asilo in Europa superando il regolamento di Dublino. Una marcia di pace e di accoglienza, ma anche di riflessione. È sicuramente una marcia pacifica, la caratteristica insomma di questa storia, una marcia che noi vogliamo allegra, una marcia positiva, no? Delle persone, dei cittadini che si riappropriano, no? Delle scelte politiche all'interno, no? In questo Stato e in questa regione in particolare, visto che qualche difficoltà ce l'abbiamo.